Ritirato LJ, restano in 7 al via in questa quarta corsa riservata a 4 anni, 2 Everyday B, 3 Eureka di Cecco, 4 Ernesto Spritz, 5 Einstein Grad, 6 Eli dei Greppi, seconda linea, 7 Eland, 8 Hermes Gar. I favori in chiusura per Ernesto Spritz, numero 4 Andrea Farolfi, macchina che accelera e stacca con lotta in partenza, l'errore di Eli dei Greppi e così si Numero avvantaggia 6, Eureka Eli di dei Cecco. Greppi, squalificato. Ernesto Spritz presto al suo esterno, alla corda Everyday B, sulla piegata, insiste al largo Ernesto Spritz, va all'attacco di Eureka di Cecco che ribatte, i primi 200 se ne vanno in 14,4, insiste ancora però con decisione Ernesto Spritz e questa volta ottiene strada da Eureka di Cecco, passa in 300 metri abbondanti, terza posizione per Everyday B. Primo quarto però svelto, 28,4 e prende vantaggio l'allievo di Andrea Farolfi che ha ora una quindicina di metri nei confronti di Eureka di Cecco, quindi Everyday B in terza posizione. I primi 600 se ne vanno via in 43 secchi. E ora davanti alle tribune vediamo i cavalli sgranati con Eureka di Cecco e Everyday B che precedono Eland, che ancora non esce all'esterno, ma c'è stato un 57,3 per i primi 800 metri di gara. Gradualmente Eland prova a spostare, l'andatura è sempre piuttosto svelta, ora però si è riavvicinato Eureka di Cecco a Ernesto Spritz dopo un chilometro in 1,13,2. A questo punto sposta Everyday B, va su Eureka di Cecco mentre è ripartito nuovamente Ernesto Spritz a 400 dalla conclusione, prende nuovo margine di vantaggio, ancora un parziale in 14,3. Everyday B fatica a superare Eureka di Cecco, invece viene via Eland in terza ruota quando siamo a metà della curva conclusiva. In fuga c'è Ernesto Spritz, Eland che viene via con estrema decisione, ultimi 150 metri di gara. Ernesto Spritz ancora a 4 lunghezze abbondanti, Eland prova a rincorrerlo ma Ernesto Spritz nel finale continua nella sua marcia e vince isolato su Eland, terzo posto a centropista per Einstein Grad, 1,12,8, il ragguaglio conclusivo 28,9 a chiudere dopo un 28,9 di terzo quarto, un 28,4 partire. Velocissimo Ernesto Spritz al comando in 300 metri, vedete Andrea Farolfi che nel finale deve soltanto tenere tranquillo il proprio allievo per andare a vincere facile su Eland che si limita a spostare ai 300 finali, del resto l'andatura era stata spumeggiante per tutto il percorso. E al terzo posto chiude Einstein Grad numero 5. Il successo dunque per Ernesto Spritz, Andrea Farolfi, Andrea Sarzetto, Scuderia Valle Falconara.